Daydream, anticipazione episodio 134, Jeanne e Sanem indietro tra i ricordi. Poco più tardi Jeanne si accorge della scomparsa della bandana, ma non la trova. Va pure in giardino a cercarla e trova Sanem che legge sulla maca. La ragazza gli chiede se sia alla ricerca di qualcosa, ma lui nega e si danno la buonanotte. Poco dopo giunge Miriban che sta cercando Aziz e viene a sapere che lui è a casa degli Aydin. Ygit parla con il tipo che aveva fatto la denuncia in merito alla produzione delle creme. Sta infatti pensando di rovinare il lancio delle creme che potrebbe portare molti benefici all'azienda. Gli fa così capire che una persona che soffre di allergie potrebbe dichiarare di aver avuto una reazione a causa di alcuni ingredienti contenuti nelle creme di Sanem. L'uomo dice a Ygit che tutti dovrebbero temerlo e che lui non vorrebbe averlo come nemico. Da Aydin intanto Yuma parla ad Aziz che dorme sul divano. Dice che se lui l'avesse amata le cose sarebbero potute andare diversamente. Intanto Jeanne legge nuovamente una parte del libro di Sanem dove lei parla della valle della negazione, di errori e rimpianto. L'indomani è tutto pronto per lo shooting fotografico su Cleopatra. Deren la interpreterà e Bulut sarà Marcantonio. Jeanne dà indicazioni sulle riprese e dice a Bulut di guardare Deren come se fosse innamorato, mentre lei tiene la crema. Jeanne invita Bulut a non essere nervoso, ma Divit, mentre riprende, indirizza la propria attenzione su Sanem. Jeanne avverte comunque che per le riprese ci vorrà molto tempo, anche perché lui volutamente cambi spesso idea su quanto Sanem debba fare. Intanto Miriban va a cercare Aziz alla drogheria. Lui è lì fuori a parlare con Nihat. Lei gli dice che è sicura che lui non la stia disturbando e gli chiede di tornare a casa. Aziz accetta e se ne va con lei sotto lo sguardo di Yuma. Durante le riprese, Jeanne chiede di staccare per un po' e dice agli altri di rilassarsi. Sanem lo raggiunge mentre lui sta palesemente cercando qualcosa, ma lui continua a negare. Emirra e Leila si incontrano al mare e lui comunica di essersi dimesso dal lavoro. Chiede alla moglie di fare altrettanto per poter organizzare una loro attività, un lavoro insieme. Leila si chiede cosa possono fare e lui risponde di cercare nei suoi sogni qualcosa che avrebbe sempre voluto fare. Lei dice che avrebbe sempre voluto cantare e dedicarsi alla musica. Intanto in casa Jeanne vuole bere e chiede a Sanem se ci siano delle fragole, così i due ritornano indietro con i ricordi. In realtà Jeanne voleva sapere se c'erano delle fragole nel frullato che Sanem prepara per Deren. Lei gli chiede se ricorda il passato, lui risponde che è difficile dimenticare le cose di valore. Se le perdi diventi matto finché non le ritrovi. Jeanne la saluta e dice che si vedranno sul set. Dopo che lui è uscito, Sanem prende la bandana e la mette sotto il cuscino di una sedia in giardino. Mekhibe intanto assomiglia sempre più a Yuma nella postura, nei movimenti e nello stile e sembra molto soddisfatta di ciò. In una pausa delle riprese, mentre tutti gli altri si confrontano, Jeanne e Sanem si sorridono e sono presi l'uno dell'altro. È sera, Sanem ritrova la sua collana sul tavolo del salotto e commossa esce di corsa. Nello stesso momento Jeanne ritrova la bandana in giardino. I due si ritrovano sul molo, si avvicinano, lui le dice che ha qualcosa che le appartiene, di cui non si è mai privato. Lei replica che anche lei ha qualcosa che gli appartiene e che non si è mai tolta dal collo. Sanem tira fuori la bandana dalla tasca di lui, Jeanne la collana con l'anello dal petto di lei e stanno per baciarsi. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!